Siamo a Bistrot de Venise, volevo parlarvi di questo straordinario vino creato da Celestino Gasperi per la prima volta nel 1999 alla creazione dell'azienda vitivinicola Zimè. Celestino voleva produrre un vino che identificasse nella sua totalità, amarone a parte, la zona della Valpolicella. È per questo che pensò di usare 15 varietà di uve diverse, 4 bianche e 11 rosse, con un appassimento di queste uve che va da 0 a 40 giorni, l'ultima uva vendemmiata è l'Oseletta. Questo vino poi affina per 3 anni in barriche, in legno nuovo 200%. L'Arlequin 2008 è un vino imponente, un vino di grande struttura ma che allo stesso tempo regala una piacevole bevibilità. È un caleidoscopio di profumi, regala sensazioni di frutta matura, di frutta intensa, sensazioni speziate che ricordano la graffite, che ricordano il caffè, che ricordano il cacao. Ha sensazioni tattili gustative nella loro massima espressione. L'Arlequin 2008 va servito a 18 gradi in ampi calici, in abbinamento con formaggi stagionati, grandi piatti di cacciagione e perché no, come vino da meditazione dopo cena magari in piacevole compagnia. Cin cin.